La pandemia prima e ora i risvolti determinati dal conflitto in Ucraina hanno rimesso al centro del dibattito politico la capacità di adattamento al nostro sistema agricolo e alimentare, evidenziando l'importanza del biologico che deve essere una priorità. Il Veneto si sta dimostrando all'altezza in questo. Oltre 2500 aziende di produzione in Veneto, un totale che supera i 3500 operatori in senso lato. Progetti. In questo momento abbiamo come regione attivato un bando importante con 15 milioni di euro per le aziende che hanno avviato il periodo di conversione al metodo di produzione biologica. È un'anticipazione in qualche modo di quello che sarà lo scenario che si apre a partire dall'anno prossimo, 2023, con l'entrata in vigore del piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027. In 7 anni sono già alcune migliaia gli operatori che hanno scelto di convertire al bio la propria attività agricola, passando da 1804 a 3808. Se ne è parlato nel corso di un convegno all'M9 di Mestre, in cui è stato presentato l'Atlante delle aziende venete che fanno scuola. Ha fatto vedere come il comparto biologico in regione sia stato capace nel tempo di intercettare i bisogni dei consumatori più attenti alla sostenibilità e alla salute, abbia saputo soddisfare domande emergenti e originali, deve ancora fare molti passi in avanti per poter realizzare tutto il proprio potenziale, in particolare insistere e investire su una comunicazione mirata, sulla capacità di costruire esperienze coinvolgenti per i consumatori e sapersi comunicare al meglio e soprattutto parlare direttamente con loro per non essere intermediato esclusivamente dalla distribuzione ma sapersi raccontare efficacemente.